Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Franco Tosini, responsabile del centro ortofloricolo, il centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Sono all'interno della serra di cetriolo, prova sperimentale varietale. Vedete, non siamo in una foresta, ma siamo tutte piante di cetriolo che sono ovviamente gestite verticalmente con spaghetto e settimanalmente si vanno a togliere i germogli ascellari, scacchiare e legare. Qui siamo in piena raccolta, è la quinta raccolta, abbiamo iniziato il 12 maggio e inizialmente ovviamente sono raccolte minime per poi iniziare a aumentare sempre di più. Oggi possiamo dire di essere nel pieno. Vedete, ci sono frutti ancora che sono da raccogliere, siamo in raccolta, abbiamo steso le cassettine lungo la fila posizionate vicino alla tabella che sta a indicare l'inizio della varietà. Abbiamo 30 varietà ripetute 3 volte, quindi considerati il numero di cassette che escono, 99, che poi devono essere impilate, poste su un bancalino, portate in capannone, pesate una per una, calibrate, diviso il prodotto commerciale da prodotto di scarto. Il scarto di solito sono eventualmente frutti deformi. Qui ovviamente ci basiamo poi sul dato medio, ecco per quello delle 3 ripetizioni. Vengono poi tutti i dati elaborati secondo analisi e varianza e differenziate le medie secondo il test di Takei. Questo ci permette di andare a dire se effettivamente una varietà produce di più per l'espressione genetica o se è una differenza determinata solo da un fattore ambientale. E qui vedete i frutti che sono stati posizionati sulla cassetta. Qui parliamo di un cetriolo slice, un cetriolo quindi cilindrico all'incirca 20 cm di dimensione, leggermente spinato. Ormai andiamo su un frutto di questo tipo che è molto scuro, un indice di freschezza. Stiamo già valutando le prime varietà, quindi la precocità, parliamo di Mirage, parliamo di Sargon, parliamo di Gauguin, parliamo di materiali anche nuovi, diciamo di freschi di prima registrazione. Quindi sono per adesso le prime valutazioni di precocità, poi man mano che vedremo anche di resistenza, tolleranza alle principali malattie e anche di shelf life del frutto. Tenetevi in contatto, seguitemi sul profilo Facebook di Po di Tramontana o contattatemi via mail o via telefono. Comunque nei prossimi giorni poi vi andrò a comunicare che molto probabilmente a metà di giugno faremo una giornata aperta via web o in webinar o in qualche altro modo che vi dirò. Grazie di tutto, buona giornata, a presto.